I lavoratori con i loro rappresentanti hanno fatto una richiesta, abbiamo parlato con la direzione dei musei civici e giovedì il giorno 21 alle 10:30 è stato convocato un tavolo presso appunto la direzione dei musei civici. La convocazione arriva a margine della manifestazione dei dipendenti dei musei civici veneziani in Campo Manin, all'ufficio protocollo del comune, dove i rappresentanti sindacali hanno depositato nome, cognome, data d'assunzione e mansione di più di 400 lavoratori, ricevendo anche il sostegno del senatore Felice Casson. Non si può costringere ogni volta i lavoratori e i loro rappresentanti ad andare a una sorta di battaglia, di scontro sociale e politico, a costringerli ad andare in prefettura, a venire all'amministrazione con delle petizioni generalizzate molto ampie. Bisogna credere nel rapporto con le categorie, con i lavoratori e quindi con i cittadini. Questa è una scelta che questa amministrazione al momento non ha voluto fare. Diverso il punto di vista dell'amministrazione comunale. L'amministrazione è sempre in prima linea per svolgere un lavoro di mediazione, però la mediazione deve essere da ambe le parti, non ci può essere solamente un lato e basta. Speriamo, siamo convinti e siamo fiduciosi che il tutto vada bene. Per i dipendenti dei musei civici veneziani la giornata si chiude con una moderata soddisfazione. Siamo consapevoli che dobbiamo andare avanti con tutta la nostra massima unità e con tutta la nostra forza per ottenere il completo ritiro del bando. Non ci fermeremo fino a che non avremo soddisfazione di questa nostra rivendicazione.